Insomma, un risultato per il centrodestra sicuramente importante, come lo valuta? Ma sicuramente è un dato importante. Intanto congratulazioni al nostro Presidente Alberto Stefani, questo è il primo dato fondamentale. Poi una coalizione che ha vinto bene, e dove all'interno di questa coalizione l'UDC ritorna ad essere presente all'interno della nostra regione con lo scudo crociato dopo 10 anni. Credo che questo sia l'aspetto fondamentale, che era l'obiettivo che ci eravamo posti. Ecco, scudo crociato che torna anche a Palazzo Morino, senatore, non possiamo non domandarglielo, so che manca del tempo, però il suo nome che si fa spesso, no? Quando si pensa al dopo Giordani. Lei come la vede questa candidatura che fanno intanto gli altri? Ecco. Intanto manca un anno e mezzo dove si deve lavorare, dove il centrodestra nella sua interezza e anche tutta la parte civica della città, tutti quelli che hanno chiaramente a cura le persone più deboli, devono pensare chiaramente al futuro della nostra città, che deve ritornare ad essere la capitale reale del Veneto, e quindi deve guardare per i prossimi 20-30 anni per tutta la sua infrastrutturazione. Io credo che questo sia quello che noi vogliamo fare nei prossimi mesi. Ma il senatore De Poli è disponibile a questo tipo di esperienza? Ma io dico sempre che fare il sindaco della propria città è uno degli aspetti più belli perché uno fa politica. Per il resto lo vedremo nel futuro.